Perché integrare i sistemi di regolazione e controllo negli edifici? Abbiamo gli edifici, un sistema, una struttura con un sistema di impianti complessi. E si parla appunto di sistema edificio impianti. Questi impianti sono progettati per adempiere alle esigenze degli occupanti e generalmente sono impianti che mirano a consumare il meno possibile, sono impianti efficienti, spesso complessi. Dall'altro lato abbiamo gli occupanti fanno il mestiere di occupante, pensano alla riunione, pensano a cosa cucinare stasera e di conseguenza non possiamo pretendere che sappiano cosa una loro decisione, un loro atteggiamento vada a incidere sugli impianti di climatizzazione. Ed è per questo che l'occupante parlerà con l'edificio tramite un sistema di regolazione e controllo. L'esempio più semplice è l'interruttore della luce, accendo e spengo la luce quando mi serve. Ecco che quindi il sistema di regolazione e controllo sentirà la temperatura della stanza e agirà di conseguenza. Però come facciamo a far sì che quella stanza sia climatizzata spendendo il meno possibile, sia climatizzata se c'è qualcuno o non c'è qualcuno? Dobbiamo parlare il più possibile il linguaggio dell'utente e quindi dobbiamo entrare in una logica di concetto di scenario. Per esempio, quindi l'utente non mi dice che temperatura tenere, ma mi dice cosa farà, ci sarà, non ci sarà, va a dormire, quello che sarà. Ed è per questo che è importante che l'impianto clima sia inserito in quello che è l'edificio. Per esempio, se la finestra è aperta, non posso climatizzare perché la finestra è aperta. Quindi l'obiettivo è quello di consumare di meno. Per farlo lo faccio tramite impianti più efficienti che però sono più complessi. Per farlo lo faccio tramite sistemi di regolazione e controllo che siano evoluti e che parlino in maniera semplice con l'utente. Se unisco queste due variabili con un sistema che mi dice anche cosa sta succedendo nell'edificio, riesco veramente a fare sistemi che consumano meno indipendentemente dall'utente. Quindi oggi il mondo ci chiede di progettare secondo una logica di mettere l'utente, l'occupante al centro, ed è correttissimo, però devo anche avere un sistema di gestione dell'edificio che sia indipendente dall'occupante, che capisca cosa fa l'occupante, che comunichi con l'occupante, ma sia indipendente dalla sua, tra virgolette, ignoranza nell'energy management. In Aerozone abbiamo la soluzione. Assomiglia a un termostato, ma non è un termostato. È un sistema di regolazione e controllo assolutamente evoluto. È semplice da usare, semplice per l'installatore, semplice per il progettista, semplice soprattutto per l'occupante, per chi lo deve usare. Noi in Aerozone abbiamo la soluzione di zonificazione. Qualsiasi impianto viene gestito in ogni singola stanza e questo ci permette di riscaldare e raffreddare solo le stanze che usiamo quando le utilizziamo. Usciamo dalla logica del termostato, per questo è un sistema evoluto. Non è un sistema che va a dare un on-off sull'impianto, un acceso spento, ma è un sistema che per esempio va a vedere con che velocità si riscalda e si raffredda una stanza e grazie alle nostre interfacce di regolazione e controllo che vanno a gestire le macchine di oltre 50 case costruttrici di qualsiasi marca e quindi andiamo a leggere, a vedere con lo stesso protocollo certificato dal costruttore cosa sta facendo quella macchina e la gestiamo in modo che assicuriamo il comfort alle stanze, facendo sì che la macchina consumi il meno possibile. E poi ci integriamo, significa che parliamo tutti i vari protocolli di gestione dell'home building automation. Di conseguenza questo significa che possiamo gestire con presenza, contatti finestra, possiamo interagire con tutti gli scenari che l'home building automation fa. Quindi, concludendo, Aerozone è la soluzione per la gestione evoluta degli impianti clima integrata con i sistemi di home building automation.